Tra gli arresti effettuati in città e provincia dai carabinieri di Agrigento in contrasto alla criminalità in tempo di coronavirus. Il diffuso obbligo di rimanere a casa inizia a farsi sentire anche sulle persone sottoposte a misure cautelari. Proseguono incessantemente i controlli dei carabinieri impegnati nel far rispettare le prescrizioni di contrasto alla diffusione del coronavirus. Nella giornata di ieri, infatti, tra le maglie serrate delle pattuglie dei militari sono incappati 3 pregiudicati sottoposti a misure cautelari. Per i 3 è scattato immediatamente l'arresto e maggiori restrizioni alla loro libertà. Il desiderio di farsi una passeggiata e di prendere una boccata d'aria è stato troppo forte per 2 licatesi, uno di 78 anni e uno di 49, che stavano scontando la detenzione domiciliare per resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione di Ravanusa li hanno infatti sorpresi durante un servizio di pattugliamento per contrastare la diffusione del coronavirus e per vigilare sull'applicazione delle misure di contenimento disposte dal governo nazionale, mentre si trovavano fuori dalla loro abitazione. I 2 non solo non hanno saputo giustificare la loro presenza fuori di casa come previsto dai decreti del Presidente del Consiglio, ma avevano l'obbligo tassativo di rimanere dentro le mura domestiche perché stavano scontando la loro pena. Per loro il Tribunale di sorveglianza ha ordinato la custodia in carcere. I 2 sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Contrada Pretusa ad Agrigento. Un caso simile nella città dei Templi, dove un 28enne pregiudicato sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato controllato della sua auto in piazzale Giglia a San Leone, in compagnia di un minorenne. Il ragazzo, mostrando segni di nervosismo al controllo, ha convinto i carabinieri della stazione del villaggio Mosè ad approfondirli. Così all'interno del vano portaoggetti della macchina sono sbucate 10 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per essere vendute. In questa occasione l'autorità giudiziaria ha aggravato immediatamente la misura nei confronti del giovane, sottoponendolo agli arresti domiciliari. Si tratta quindi di un altro caso dei carabinieri di Agrigento conseguito negli ultimi giorni a seguito della fitta rete di controlli in tutta la provincia contro la diffusione del virus. Nei giorni scorsi numerose sono state le segnalazioni a carico dei cittadini trovati ingiustificatamente al di fuori della loro abitazione, a fronte di altri, la maggior parte, che diligentemente in questi giorni stanno rimanendo a casa nel rispetto delle direttive emanate.